Buine sere, ben chiatazza a Gnovis. Un giovane di 21 anni, marocchino, è stato arrestato a Udin per maltrattamenti e violenze viers de compagne. A clamare aiuto ieri state le stesse femmine dopo ieri si state battute, tant che quanti agenti di polizia sono arrivati a chiese loro, le han chiatate anche mo sanguinate. In tune altre stanze dormive in maniere fortunate, cence a quarzisi di nuie, la fie neonade de cubie. L'om ciocca è stato portato in questure, dulà che gli è venuto su una lunga serie di episodi di violenze, sia di fisiche che morali, intanto che la femmina con la fie gli è stata portata in tune strutture protette. Una retata dai Carabinieri di Napoli ha portato all'arresto di un cittadino furlan residente in te zone di Cividad, ma con rapporti con un gruppo criminale di Caserta in Campania, sono stati sequestrati 65 kg di hashish con l'arresto di 4 persone. Gli arresti sono stati finiti tra la Campania, la Puglia, il Friuli, Vignesi e Giulie. Il primo passo è stato l'arresto di un courier con 10 kg di droghe squinduzi in tal doppli fondi dall'auto. Una femmina di 69 anni, originaria di Udin, è morta in Toscana dopo un'operazione al cuore. Per il suo decesso sono stati indagati 50 tra medici e infermieri di 4 diverse strutture sanitarie. Il caso possibile di mala sanità vignerà valutato dai giudici che decideranno se procede con la inchiesta. La femmina ieri è stata operata a Pise e dopo aveva completato la deglienze post-operatoria a Massa Carrara, ma proprio in queste occasioni sarebbe in sorte di complicazioni che hanno portato a morte. Anche mo 24 milioni di euro per manovre di stabilità regionale, c'è che nus clarisse l'assessore regionale Zilli. Voi in giunte regionali vi approvato ulteriori 24 milioni di euro di metti a disposizione da finanziarie che vignerà approvate entro dicembre dal Consiglio regionale. Vi invito una particolare attenzione alle infrastrutture, all'agricoltura con contributi per la microirrigazione dai nostri schiams dedicati ai seminativi, vista la siccità che è stata che si è mettuta sulla nostra regione in queste annualità e dopo vi pensate anche a una misura che poi slargiare la dote famiglia anche ai frus che frequentino le scuole medie, quindi no domeli superiori. A questi vi giuntate importanti risorse per un accordo di programma tra il Comune di Udin e la Regione per sistemare la caserme Osof e dopo anche vi invito l'opportunità di inserire milioni di euro per anticipare risorse ai nostri comuni che assicciati in difficoltà rispetto alla sfida del PNRR perché magari non hanno liquidità di cassa e la Regione presta le risorse per queste sfide che si è vinciute per crescita dai nostri territori. Il presidente Regione Massimiliano Fedriga considera non buone le proposte fatte dal sindaco di Grau Claudio Kovac ai microfoni di Telefriuli che domandava la costruzione di un mose, tant che per Vignesi per difendere Grau de alte maree. Sono in tutti casi necessari da interventi di morestamento alla dit Fedriga per limitare gli effetti dei salti mareis che saranno sempre più fissi. Grau è una località strategica per il Friuli Vignesi e Giulie e c'è molto che tal e va tutelate. Scre per nuove biblioteche dal polo scientifico dell'Università di Udin a 50 anni esatti de nascite dal Comitato per ottenere l'Ateneo Furlan. Una date storiche visate in tal suo intervento dal sindaco Pietro Fontanini. 50 anni fa si lottava, si bargallava, si diceva che Udin ha diritto di fare l'università, che il popolo furlano ha bisogno di avere un'istituzione come che esisteva a Trieste, anche qui a Udin. Per noi ci passa ogni volta la fuori dai nostri territori per la studiare. E finalmente l'università è arrivata 40 anni fa e voi ho scritto un nuovo tocco di questa università che sta crescendo anno dopo anno. È una bella novità perché voi queste biblioteche tecnologiche e scientifiche aiutano a qualificare queste nostre università perché diventano attrattive
non solo per i furlans, ma anche perché che vengono a studiare a Udin per approfondire le loro conoscenze. L'università è importante, che stiamo ricordando i 50 anni di battaglie, cominciate dal professor Tarcisio Petracco, che è stato il pari di questa università, ma che non sono stati politici, è stato chi stomp, che vedeva lontano, che insieme a altri soms e dopo insieme a tutto il popolo furlan hanno voluto l'Università del Friuli, che è una bella realtà e che, come dicevi, sta crescendo anno dopo anno. Si terrà domani a Udin la cerimonia di impiamendes luminaris nadalinis con per primis lis lus dai due arbui di Nadal donazza e città dal comune di Paular, metuzzi in Placiute Lionel e in Placedomo. Il primo a essi impiata sarà proprio l'arbul devan di Palaccio d'Aronco. All'impiamento saranno presenza di là dal sindic di Udin Pietro Fontanini all'assessor Maurizio Franz, il sindic di Paular Marco Clama e l'assessore regionale e attività produttivis Sergio Bini. È scominciato ufficialmente il conto alle Dros per staffette 24 per un'ora di Teleton che si correrà des 15 di Sabide al 3 di dicembre ai 15 di domenica ai 4. Prima edizione di New in presince dopo la pandemia che in tutto caso non ha fermato le ricerche scientifiche sulle malattie genetiche raris de Fondazione Teleton. A Udin la corsa che si farà dal dut in place primai alla vioduzza la iscrizione di 530 squadris. E come spazi a rubriche settimanali Novis dal mondo. Una delegazione dal Friuli Vignesi e Giulia ha visitato queste settimane la Camera di Commercio italiane di Lyon in Francia per intiessi una serie di rapporti con le Camere ital-francese. Presenza l'assessora regionale e financis Barbara Zilli, il presidente dall'Ent Friuli Intalmon Loris Basso e il presidente de scuole mosaiciste di Spilimberg Stefano Lovison, che dopo la visita e Camere di Commercio ha anchiatato il presidente dal Fogolar Furlan di Lyon Danilo Vezio. In città francese è state organizzate una mostre dedicate ai 100 anni di vita delle scuole mosaiciste che la delegazione ha screato ufficialmente. E ho sentito vos dai membri della delegazione poco dopo la cerimonia di inaugurazione. Ecco, come questa settimana qua si tiene a Lyon, la terza città da Francia, veramente per noi è un onore essere ospitati dalla municipalità di Lyon in questo grande progetto che vuole di rappresentare ciò che hanno fatto i Furlans dal mondo. Noi siamo con il presidente del Fogolar Furlan di Lyon, Danilo Vezio, che proprio è stato formato da scuole mosaicisti dal Friuli. 45 anni presidente del nostro Fogolar. Dimmi perché vi fate queste belle manifestazioni. Innanzitutto perché Lyon è l'antica università furlana e tutti nessuno lo sa, ma noi come Fogolar Furlan abbiamo voluto provare al mondo intero che al di fuori del Friuli è una città che si chiama Lyon e che è furlana. Una città d'arte perché i furlani hanno fatto mosaici di un gran valore, mosaici monumentali e al interventato proprio che hanno fatto di Lyon una città d'arte. E vogliono fare in molte maniere che si riconosce che i furlani sono stati che hanno fatto belle città, bei lavori straordinari. E questo bisogna farlo sapere al mondo intero. I sono furlans e non sono sconosciuti. Questo è l'importante di farlo sapere. E quasi anche in occasione dei 100 anni da scuole del mosaico di Spilimberg, che si incarica il presidente Lovison che ci ha onorato la sua presenza. Sì, grazie intanto, questa è una bellissima iniziativa, vengo aderito molto volentieri a questa data qui in terra di Francia, a Lyon.
stati guidati proprio dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dall'Ente Friuli del Mondo, dal Fogolar Furlan di Lion. Infatti questa grande mostra proprio per onorare i 100 anni dalla fondazione della scuola. Sarà una grandissima occasione di incontrare tanta gente dal nostro territorio, dal nostro Friuli e che sta da qui tanti anni in Francia. Ecco, a legittimare questi progetti che vi fatto a Lion e anche la presenza della Regione, quindi ringrazio anche Barbara Lazzini per essere intervenuta e si donge all'Ente Friuli del Mondo, ma soprattutto ai furlani. Grazie Presidente, non potevi mancare queste meravigliose occasioni di dimostrare che il lavoro dai furlani, che è arte, in quel caso qui, è arrivato in tutto il mondo, lo sapete, tramite la laboriosità di tutti i furlani, ma anche tramite la grande maestria dai artigiani dal mosaico, di cui festeggiamo appunto i 100 anni. L'occasione è meravigliosa a Lione, che noi hanno vier gli sporti, in un contesto che è uno dei migliori al poi di sei, e noi siamo ovviamente contenti di sei chi ha rappresentato un territorio che è il Furlan, che ha tanti di anche mo, e quindi non dome di contare la sua storia, ma soprattutto di costruire insieme a quei giovani che lavorano con queste grandi maestrie il domani. Ale dut parus gnovis al torne doman, buine serade e mandi.